rimasta una bella fella di parmigiana di Mulignane e non sapete che da fa. Pigliate carta e penna, venite a presa a me. Rotoli di pasta sfoglia rettangolare, la fella di parmigiana di Mulignane che era avanzata, una provoletta, prosciutto cotto e una confezione di pane per tramezzino. Primo passo: pigliate un rotolo di pasta sfoglia e lo mettete nella placca. Qualsiasi forma voi tenete, lo volete fare rotondo, lo volete fare quadrato, come volete fare, a questo facete. Poi pigliate 2 felle di pane per tramezzino e ci menate a rinte, un po' di parmigiana di merenzane sopra, pigliate neve e ce la gemisa, così viene più saporito, molto light. Questo è il primo step, il primo trascina. Qua vedete, ce la gestisse tanto bella. Primo strato fatto, secondo strato, sempre un pane per tramezzini e un po' di prosciutto cotto. Ecco qua. Turno, mi raccomando, riempite tutti i portusielli e tutti i buchi, che quando date il morso, ad sentire tutti i sapori in bocca. Ecco qua, bello pieno pieno. Pigliate una bella provoletta, fate le fellicciole, mi raccomando, facetele fine, sottili, così. Prendete tutte le fellicciole di provola e ce le mettete sopra il prosciutto. Torno. Poi andate a fare un quadro, l'urlo, perché questa è una pizza da urlo. Ecco qua. Poi prendete l'altra metà del rotolo di pasta sfoglia e ci ungiamo così. E ora lo andiamo a chiudere bene. Una forchetta, questa è una forchettona, questa è di un vicenzino, c'è da fare e bucare la coppa, se no si abbuffa. Così torno, per andare a bucare torno, pure la coppa, così, sfugatevi come se ci volesse fare pezzare con la coccherona, così, vedete? Ecco qua, vi facete una bella sfugata. Talmente di nervo, sapete come facesse sta pizza a pezzi, però non c'era una regolata. Un bell'uovo, i gallinelli, lo mettete a così, sbacchettate un poco, così, lo sbattete e ora lo faccio che faccio. Prendete l'uovo che avete sbattuto e ci sbattete un po' la pizza così. Non so se è una parigina, se è una francesina, se è una napolitanina, per me è una pizza alla Maria. E non ci faccio fatti, poi vedete voi. Messo in forno preriscaldato a 175 gradi per 40 minuti. Vedetela da sempre un occhio. Ecco qua ragazzi, è pronta. Assaggiamo. Mamma mia. Guardate che specialità, guardate. Guardate qua, che bontà. È venuto il chirurgo toracico a visitarmi, perché voi lo sapete, io ho avuto un pneumotorace, in 4 giorni mi sono operata 2 volte al polmone. Ha detto vicino a me, tu sei un carro armato da guerra, non ti ferma nessuno. Cucinare per me è come amare, quindi io non posso fare a meno. La mattina mi prendo gli antidolorifici, mi metto qua e mi metto a cucinare e mi abbandono completamente e mi scordo tutte le loro.
Un bello bacio e una buona giornata a tutti quanti. Camarone va a compagni.